Questa è la carta copertina perché chiaramente la prova si fa sulla carta sua, se no la carta disumana tende a assorbire, quindi ad asciugarsi, e magari questa stessa immagine fra 4 ore, 5, domani mattina può essere leggermente meno carica di colore. C'è la vernice sopra, quindi c'è già la vernice. la vernice è meglio farla, e anche secondo me sarà meglio farla anche sugli interni, che tende comunque a consolidare di più il colore. Rosso e giallo tirerei su un po', rafforziamo e diamo un po' più di definizione. Ma quindi quante copie stiamo stampando? 1300. Questa è quella più scura? Questa è quella più gialla, questa. Più gialla. Ah, però il rosso qua mi sembra. È più rossa, mentre questa è meno gialla. Prima di togliere o aumentare altri colori, scusa, vai sul ciano, magari lo abbassi un attimino e vedi quanto ti escono gli altri 3 colori, il nero, il magenta e il giallo. Sì, perché ogni castello c'è il suo colore, qua c'è il nero, blu, rosso e giallo. E poi lavori con 4 colori, no? La macchina stampa lavora con 4 colori, il nero, il magenta e il giallo, sono i 4 colori, e le percentuali di composizione dei 4 colori fanno tutti gli altri. Così Bello, bello da vedere. vediamo così. l'interno e poi vediamo la partenza.